lacht die voyage, vei chamati bascol. Il giornalista Marco Garzonio, in un suo libro sul Cardinal Martini, scrive: «Dalla lunga frequentazione che ho avuto con lui, ho imparato che quanto più scendi nel tuo intimo e cerchi Dio con onestà, tanto più ti avvicini all'uomo, e quanto più investi nell'umanità dell'uomo e della donna, tanto più riesci a intravedere scintille di eterno, di infinito, di assoluto, in gesti, voci, sentimenti». Queste parole mi sono sembrate tra le più adatte per introdurre la sezione per una grammatica delle fedi che inizia oggi nell'ambito di Molte fedi sotto lo stesso cielo. Una sezione che si può dire appartiene al DNA di Molte fedi, convinti come siamo da sempre che molte fedi siano una ricchezza e che conoscere aiuti a capire, conoscersi aiuti a capirsi. La sezione comprende 3 corsi: sull'Islam, sul buddismo e quello che inizia oggi sull'ebraismo. Agli inizi del cristianesimo l'apostolo Paolo scrive nella lettera ai Romani: «Non vantarti contro i rami. Se ti vanti, ricordati che non sei tu che porti la radice, ma è la radice che porta te». Ecco, a noi sembra che l'ebraismo sia una radice ancora viva, non confinata nel passato, che può aiutarci a illuminare il presente, come vedremo da questo corso. Un percorso approfondito, pensato su 3 anni con 4 incontri ogni anno. Un percorso tra storia, religione, cultura, feste, precetti, interpretazioni, problematiche, discussioni, in cui ci farà da guida Claudia Milani, docente di Storia delle religioni ed ebraismo presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, sezione di Torino, e da anni impegnata nel dialogo ebraico-cristiano. Claudia Milani è stata più volte ospite di Molte fedi, sia nella rassegna principale che negli itinerari, e sempre ci ha aiutato, come farà anche in questo corso, a conoscere questo mondo complesso ma molto affascinante nella sua varietà e vivacità. Lascio a lei la parola. Buon pomeriggio. Iniziamo oggi un ciclo di incontri di introduzione all'ebraismo promosso dalla rassegna Molte fedi sotto lo stesso cielo, che quest'anno promuove anche un ciclo di incontri di introduzione all'Islam e uno di introduzione al buddismo. Noi lavoreremo per 3 anni con 4 incontri ogni anno e quest'anno, oggi in particolare, inizieremo ad occuparci di storia ebraica. Ci occuperemo poi dei testi sacri della tradizione ebraica, quindi Torah scritta e Torah orale, e quindi ci porremo la spinosa domanda: chi è ebreo? Quindi qual è la partizione interna al mondo ebraico e che cosa definisce un ebreo come tale. Infine cercheremo di comprendere qual è l'importanza religiosa e culturale della terra di Israele per gli ebrei. Cominciamo quindi oggi pomeriggio a occuparci di storia ebraica e lo facciamo anzitutto cercando di sfatare un pregiudizio, cioè quello che gli ebrei siano un popolo di cui parlare al passato, un po' come i Fenici o gli Etruschi, un popolo che sia scomparso ad un certo punto della storia per poi ricomparire magicamente durante la Seconda Guerra Mondiale, durante la tragedia della Shoah. Le cose non sono andate così, naturalmente. La storia ebraica è una storia plurimillenaria, intrecciata con le storie dei popoli in mezzo a cui gli ebrei hanno vissuto, anche del popolo italiano. E per parlare di questo io
cercherò di evidenziare 7 date simbolo che rappresentano un po' dei segnavia nella storia ebraica. Sono per lo più date che si riferiscono a crisi, a momenti di distruzione. Ma è proprio dalle crisi che nasce un nuovo modo di essere ebrei e quindi una svolta interna all'ebraismo. Se è un pregiudizio affermare che gli ebrei siano un popolo dell'antichità, è però vero che la storia ebraica è una storia antichissima che affonda le sue radici nella Bibbia. E allora il nostro punto di partenza è proprio l'inizio della storia ebraica. Lo scorso 6 settembre il popolo di Israele ha festeggiato il Capodanno ebraico 5782. La data del Capodanno fa riferimento alla creazione del mondo, quindi, secondo la tradizione ebraica, il mondo venne creato 5782 anni fa. Questa non è una data prettamente ebraica, è una data di storia universale, perché quando il mondo viene creato gli esseri umani non sono ancora ebrei, o musulmani, o buddisti, o altro, sono semplicemente creature di Dio. La storia ebraica propriamente detta inizia in realtà nel XX secolo prima dell'era volgare, con le migrazioni dei patriarchi. Uso l'espressione prima dell'era volgare o anteera volgare per parlare del periodo prima della nascita di Gesù di Nazareth e invece l'espressione era volgare o era comune per parlare del periodo dopo la nascita di Gesù di Nazareth. Perché dal punto di vista ebraico fare riferimento a Cristo come spartiacque temporale non ha evidentemente senso, ma ci serve un ancoraggio alla storia comune, al calendario civile. Ecco allora che 20 secoli prima dell'era volgare gli storici collocano le vicende di Abramo e poi di Isacco e di Giacobbe, i patriarchi, da cui nasce il popolo di Israele, perché dai 12 figli di Giacobbe deriveranno le 12 tribù di Israele che formano la nazione. Quando, come ci racconta il libro della Genesi, i figli di Giacobbe finiscono in Egitto, trascorrono un periodo in questa terra e poi, secondo gli storici, nel XIII secolo prima dell'era volgare, avviene l'esodo d'Egitto, narrato nel libro biblico omonimo. Probabilmente dal punto di vista storico l'esodo non accadde esattamente come ce lo racconta la Bibbia, ma ci furono migrazioni successive di gruppi ebraici che uscirono dalla terra d'Egitto per andare nel deserto e poi verso la terra della promessa. E questo è un elemento molto interessante, perché la terra di Israele, la terra della promessa, non è per il popolo ebraico una terra originaria, ma è una terra a cui si deve arrivare. Una terra che va conquistata e non conquistata solo da un punto di vista militare, ma anche da un punto di vista spirituale, culturale, come sarà poi per la città di Gerusalemme. Una volta entrati nella terra, gli ebrei conoscono l'esperienza della monarchia. I libri biblici di Samuele e dei re ci raccontano la storia dei re di Israele e ci raccontano anche il fatto che il Signore Dio avrebbe di gran lunga preferito che il popolo di Israele rimanesse un popolo democratico, senza un re. Sono proprio i figli di Israele a voler essere come tutti gli altri popoli e quindi a chiedere di avere dei re. Questi re arriveranno e saranno Shaul, David e Shlomo, Salomone. Saranno personaggi fondamentali per la storia ebraica, ma saranno anche personaggi molto complessi. Sarà proprio Davide a conquistare Gerusalemme, circa 1000 anni prima dell'era volgare. Davide era un uomo di grandi passioni, era un uomo sicuramente innamorato di Dio, era un grande artista, era un uomo anche molto innamorato delle donne e fu un uomo che si macchiò di crimini terribili. Proprio per questo non venne ritenuto degno di costruire il Tempio, che venne invece costruito da suo figlio Salomone. Alla morte di Salomone, nel X secolo prima dell'era volgare, i figli di Israele vennero divisi in 2 regni,
il regno di Israele a nord con capitale Samaria e il regno di Giuda a sud con capitale Gerusalemme. Il regno di Israele, il regno del nord, sarà il primo a cadere nel 722 prima dell'era volgare, ad opera degli Assiri, come è raccontato nel secondo libro dei Re al capitolo 17. Da quel momento in poi gli ebrei saranno tutti tecnicamente giudei, cioè faranno parte del regno di Giuda. Anche il regno di Giuda però ad un certo punto verrà sconfitto e questo accadrà con la deportazione a Babilonia. Eccoci quindi giunti alla prima data simbolo, alla prima data fondamentale del nostro percorso in 7 tappe, che è l'esilio a Babilonia, che va dal 587 al 538 prima dell'era volgare. Nel 587 Nabucodonosor distrugge Gerusalemme e il Tempio e conduce gli ebrei, o almeno una parte degli ebrei, a Babilonia, perché poi non è che proprio tutti gli ebrei lasciano la terra di Israele, qualcuno rimane lì, così come 50 anni dopo, nel 538, quando con l'editto di Ciro sarà permesso tornare a Gerusalemme, vi saranno alcuni ebrei che sceglieranno di non tornare e Babilonia resterà uno dei poli fondamentali della cultura ebraica. L'esilio a Babilonia dura solo 50 anni, ma questi 50 anni ebbero un impatto enorme. In questo momento avvennero delle novità nella storia ebraica, avvenne sostanzialmente la prova generale della grande diaspora che colpirà il popolo ebraico da lì a qualche secolo, e dell'esilio si occuperanno le arti, la musica, la letteratura. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. Quando gli ebrei tornano in terra di Israele, restaurano il Tempio di Salomone, edificando quello che viene conosciuto come secondo tempio, ma in realtà tecnicamente è il primo tempio rabberciato e risistemato. Il secondo tempio è infinitamente più grande del primo, verrà allargato di molto. Ma la cosa più importante che accade al ritorno dall'esilio a Babilonia è che nel V secolo prima dell'era volgare, per la prima volta, la Torah viene letta pubblicamente davanti al popolo. La Torah, o per meglio dire quello che all'epoca era codificato della Torah, cioè il nucleo fondamentale della Bibbia ebraica. In questo momento nasce il giudaismo propriamente detto e la nostra fonte è il capitolo 8 del libro di Neemia. La storia ebraica antica si snoda poi attraverso una serie di dominazioni, prima quella ellenistica dal 333 al 63 prima dell'era volgare. L'ebraismo greco produrrà dei frutti incredibili, come la traduzione in greco della Bibbia nella versione dei 70, che è fondamentale, sarà fondamentale per la storia del cristianesimo, ma che anche per l'ebraismo per alcuni secoli rimarrà un testo di riferimento, anche se poi verrà rifiutato e sostanzialmente non più considerato valido per funzioni liturgiche. Nel 63 dell'era volgare, invece, la Palestina viene conquistata dai Romani, che resteranno in questa terra fino al III secolo dell'era volgare. In questi anni nasce un personaggio destinato a cambiare le sorti del mondo, cioè Gesù di Nazaret. Probabilmente nacque qualche anno prima di quello che noi consideriamo l'anno zero, intorno al 7 o al 6 prima dell'era volgare, e noi non ci occupiamo ovviamente in questo ciclo della figura di Gesù, ma è fondamentale ricordare la sua appartenenza al popolo ebraico e la sua vita in seno al popolo ebraico. In epoca romana invece si colloca la seconda data per noi fondamentale, che è il 70 dell'era volgare, l'anno in cui viene distrutto il secondo tempio di Gerusalemme. Questa volta la distruzione è completa.
i Romani radono al suolo il tempio, lasciando soltanto un piccolissimo pezzo di muro di cinta, che è quello che noi oggi conosciamo con il nome di muro occidentale o volgarmente muro del pianto. Questo pezzettino di muro era troppo piccolo per permettere una ricostruzione del tempio. Quindi, a prescindere da piccoli gruppi di ebrei estremisti, la tradizione ebraica ritiene che il Tempio di Gerusalemme non si possa ricostruire, o meglio, che verrà ricostruito un terzo tempio quando verrà il Messia, quindi quando la storia e il mondo come noi li conosciamo termineranno. Ecco, il 70 dell'era volgare è senza dubbio la data più importante della storia ebraica, perché è una data di cesura. In quel momento accade qualcosa per cui l'ebraismo rischia di finire di esistere e continua ad esistere cambiando se stesso in maniera radicalissima. La distruzione del Tempio vuol dire la distruzione dell'unico luogo sacro riconosciuto dall'ebraismo. Vuol dire la fine del culto sacrificale, vuol dire la fine del culto sacerdotale. Oggi gli ebrei pregano e festeggiano le feste religiose, studiano nelle sinagoghe. Le sinagoghe però non sono nulla di paragonabile al Tempio. Intanto non sono luoghi sacri, ma sono, come dice il nome stesso, sinagoghe in greco o beta knesset in ebraico, sono delle case di riunione. Sono dei luoghi deputati appunto all'incontro tra esseri umani, per la preghiera, per lo studio, per le feste, ma non sono luoghi sacri. Il culto dei sacrifici non esiste più perché non si possono offrire sacrifici se non al Tempio di Gerusalemme e il Tempio è stato distrutto, e quindi questo culto viene sostituito da quello che, con un linguaggio non ebraico ma che forse ci aiuta a comprenderci, potremmo definire liturgia della parola, cioè la lettura della Torah. Allora ricordate che quando gli ebrei sono tornati da Babilonia hanno iniziato a leggere pubblicamente la Torah. Questo inizio, questo primo esperimento che loro avevano fatto a Babilonia e poi tornando in terra di Israele, diventa adesso l'unico modo di fare liturgia pubblica e diventa anche il modo che permette agli ebrei di continuare ad esistere come popolo e come religione, reinventando completamente il proprio modo di essere ebrei, affondando però le radici nella tradizione più antica. E da ultimo i sacerdoti restano disoccupati, i sacerdoti e i leviti che li aiutavano nel culto del Tempio continuano ad esistere, ci sono persone che ancora oggi sono di ascendenza sacerdotale o levitica, ma non sono appunto sostanzialmente disoccupati. I rabbini che spesso guidano il culto non sono sacerdoti, ma sono figure di maestri che hanno studiato e che quindi sono punti di riferimento senza però l'appellativo sacerdotale. Un esempio molto chiaro di questo passaggio in cui ancora esiste il Tempio con la ritualità del Tempio, ma esiste già tutta la liturgia sinagogale, lo abbiamo leggendo i Vangeli, perché nei Vangeli si parla di entrambi questi luoghi di culto. Con il 70 dell'era volgare inizia la grande diaspora ebraica e poi si snoda il proseguio dell'epoca tardoantica. L'ebraismo conosce 2 guerre di tentativo di liberazione dai Romani, la prima guerra giudaica nel I secolo, la seconda guerra giudaica nel II secolo dell'era volgare, e la prima guerra giudaica si conclude con la caduta di Massada nel 73 dell'era volgare. Massada è l'ultimo baluardo ebraico a cadere. In questi anni Yochanan ben Zakkai fonderà a Yavne un'accademia che consentirà agli ebrei di continuare a vivere come popolo del libro, come popolo dello studio, della lettura della Torah e non più appunto come popolo di sacerdoti. O meglio,
come popolo di sacerdoti, ma in una maniera completamente diversa. La seconda guerra giudaica invece, nel secondo secolo dell'era volgare, verrà capitanata da Bar Kokhba e finirà però anche questa in un massacro. L'epoca tardo-antica è per l'ebraismo un'epoca di forte pluralità. I giudaismi di quest'epoca sono molteplici. Ancora una volta i Vangeli sono un interessantissimo documento storico, perché ci parlano del gruppo farisaico, del gruppo dei Sadducei, e poi conosciamo la presenza dei Samaritani, degli Esseni, e questo ci insegna che fin da sempre il mondo ebraico è stato un mondo fortemente pluriforme al suo interno. È un'epoca anche di forti attese messianiche, Gesù di Nazaret ne incarna una, ed è un'epoca in cui iniziano a delinearsi due diversi poli ebraici, la Palestina e Babilonia, perché in tutta la storia ebraica la terra di Israele ha avuto un ruolo fondamentale, ma sempre in relazione con la diaspora. Sotto l'impero romano le difficoltà degli ebrei crescono, soprattutto perché nel 380 dell'era volgare, quando il cristianesimo diventa religione di Stato, gli ebrei vengono perseguitati al pari di tutti gli eretici, di tutti i non cristiani. A questo punto però siamo praticamente arrivati alla storia medievale. E nel Medioevo l'ebraismo si divide in due filoni principali, quello sefardita e quello ashkenazita. L'ebraismo sefardita è l'ebraismo che nasce nella penisola iberica e poi da lì si diffonde in tutto il bacino mediterraneo, mentre l'ebraismo ashkenazita è quello che si diffonde nell'Europa orientale, quindi le zone che oggi sono occupate da Germania, Polonia, Ungheria, Russia, eccetera. L'ebraismo sefardita nella penisola iberica conosce nel 622 la diffusione dell'Islam. È l'epoca della cosiddetta Spagna delle tre culture, in cui ebrei, cristiani e musulmani convivono in maniera relativamente pacifica. Ovviamente sotto il dominio musulmano gli ebrei devono pagare delle tasse particolari, come i cristiani hanno alcune limitazioni, ma nell'insieme riescono a vivere in maniera abbastanza tranquilla. Nel 1492, però, abbiamo la nostra terza data di riferimento. Il 1492 è universalmente nota come data della scoperta dell'America e tradizionalmente nota come data che segna la fine del Medioevo. Ma è anche l'anno in cui termina la riconquista della penisola iberica da parte dei re cattolici e quindi ebrei e musulmani vengono cacciati o vengono costretti a convertirsi. Molti lasciano la penisola iberica e non torneranno in Spagna per secoli. E allora l'ebraismo sefardita si diffonde in tutto il bacino mediterraneo, ma anche nell'Europa del Nord. Ci sono comunità sefardite ad Amsterdam, per esempio. Baruch Spinoza, il filosofo ebreo che poi verrà considerato eretico dall'ebraismo, era nato in una famiglia di origine sefardita, di origine spagnola. Altri ebrei si convertono, qualcuno si converte realmente perché convinto da un punto di vista religioso della necessità di farsi battezzare, altri però si convertono continuando a praticare nel nascondimento il culto ebraico e sono i cosiddetti marrani. È un'epoca buia per l'ebraismo sefardita perché chi si converte viene comunque controllato dall'Inquisizione, nascono gli statuti di limpiezza de sangre che servono a dimostrare che non si hanno antenati ebrei e questo è fondamentale per accedere ad alcune cariche politiche, sociali ma anche religiose. Per un certo periodo dal momento della sua nascita nell'ordine gesuita non può entrare un uomo che abbia degli antenati ebrei. Mentre in Spagna questa è la situazione, in Europa orientale l'ebraismo ashkenazita non se la passa meglio,
perché i secoli del Medioevo sono secoli di persecuzioni, di distruzioni. Dall'11 al XVIII secolo hanno luogo i roghi del Talmud e alcuni eventi della storia europea sono particolarmente sanguinosi per gli ebrei. Durante le crociate, per esempio, i cristiani partono per liberare il sepolcro di Cristo dagli infedeli, quindi dai musulmani, ma mentre si dirigono a Gerusalemme uccidono o cercano di uccidere tutti gli infedeli che trovano sul loro cammino, inclusi naturalmente gli ebrei. Questa è l'epoca che continuerà fino al XIX secolo delle accuse di omicidio rituale, cioè delle accuse rivolte alle comunità ebraiche di uccidere cristiani, soprattutto bambini, e di usare il loro sangue per impastare il pane azimo nella festa di Pesach. Un'accusa che non è solo infondata, ma è quasi ridicola per il fatto che il sangue animale è l'elemento più vietato nell'alimentazione kasher, quindi immaginiamoci il sangue umano. Ma accuse di questo tipo toccano il mondo ebraico anche in Italia. Celebre è nel 1475 il caso di Simonino da Trento, un bimbo che viene ritrovato morto e della cui morte viene accusata la comunità ebraica. Durante la peste del 300, in cui muoiono moltissimi esseri umani, non solo gli ebrei muoiono, ma vengono anche accusati del contagio e quindi, oltre a morire di peste, vengono perseguitati. Il Medioevo però non è solo un millennio buio, è anche un'epoca in cui la vita ebraica, la vita religiosa, la vita culturale continuano a splendere. Per esempio, nel XI secolo in Francia visse Rachid di Troyes, il più grande commentatore della Bibbia e della tradizione orale di Israele. I commenti di Rashi ai testi sacri sono ancora oggi il punto di riferimento per tutti i commentatori successivi, commentatori che magari poi criticarono aspramente ciò che disse Rashi, ma non si permisero mai di non considerare le parole di questo grande maestro. Arriviamo così alle soglie dell'età moderna, anche se l'età moderna inizia nel 1492, normalmente, così impariamo sui libri di storia fin da bambini, il Medioevo ebraico dura ancora un po', ancora alcuni decenni. E vi è un altro evento importante che ha come data d'inizio il 1516, la nostra successiva data di svolta, il 1516, che è l'apertura del ghetto di Venezia, il primo ghetto della storia dell'ebraismo. L'epoca dei ghetti inizia quindi nel 1516 e termina formalmente quando viene aperto l'ultimo ghetto nel 1870, il ghetto di Roma. Una storia quindi molto italiana, non solo italiana naturalmente, ma una storia che vede l'Italia al centro. La stessa parola ghetto nasce in Italia a Venezia perché quando nel 1516 la Serenissima impone agli ebrei di vivere tutti nello stesso quartiere, consente loro di uscire da questo quartiere per svolgere alcuni lavori, ma di tornare dentro a questo quartiere che viene cinto da mura le cui porte vengono chiuse di notte, questo quartiere si trovava vicino alle fonderie. Le fonderie che erano note con la parola italiana getto, perché lì venivano fatte le gettate. E poiché gli ebrei che vivevano a Venezia erano per lo più ashkenaziti e quindi non riuscivano a dire la G dolce, la parola getto nella loro pronuncia diventa ghetto. Ed ecco allora che nasce in Italia questa parola. Nel 1555 Papa Paolo IV Caraffa, con la bolla Cum Nimis Absurdum, imporrà in tutti i territori dello Stato della Chiesa e quindi sostanzialmente suggerirà a tutti i territori cristiani di chiudere gli ebrei in un territorio particolare perché era assurdo che questi eretici vivessero in mezzo ai cristiani.
e il ghetto di Roma verrà aperto, gli ebrei potranno uscire dal ghetto solo quando terminerà il potere temporale del papato, cioè nel 1870. Questi anni, questi secoli in cui la situazione ebraica in Europa è ancora difficile, vedono il fiorire di nuovi stanziamenti ebraici in Palestina. Uno su tutti è quello di Tzfat, nel nord della Galilea. Tzfat diventa un centro fondamentale per la diffusione della Kabbalah, la mistica ebraica, in particolare grazie all'opera di Isaac Luria, che è il più grande kabbalista dell'epoca moderna e il punto di riferimento imprescindibile anche per chi verrà dopo di lui. Questa però è anche un'epoca di forti attese e fermenti messianici, come tutte le epoche di crisi, come tutte le epoche in cui gli ebrei vengono perseguitati, costretti a delle vessazioni, conoscono dei limiti, nascono delle attese messianiche. Il Messia, il falso Messia, in realtà più importante che vive in questo periodo, nel XVII secolo, è Shabbetai Tzvi, che ha una vita molto particolare, una vita che si concluderà dopo la sua autoproclamazione di essere il Messia con la conversione all'Islam. Perché Shabbetai Tzvi era convinto che il Messia sarebbe venuto nel momento in cui il mondo ebraico avrebbe toccato la massima abiezione e quindi il Messia stesso fosse stato sostanzialmente un eretico. E tale viene considerato un falso Messia. E tuttavia la sua presenza rimane sotto traccia molto diffusa in tutto il bacino mediterraneo e anche in Italia. Con il XVII-XVIII secolo entriamo nella storia moderna propriamente detta per l'ebraismo. E la nostra quinta data simbolo in realtà non è un anno preciso, ma è un periodo a cui si lega un movimento culturale, il movimento della Scalà, cioè dell'illuminismo ebraico. Siamo a Berlino nella seconda metà del XVIII secolo. L'Europa ha già conosciuto l'illuminismo in Germania, in Francia, in Italia. Gli ebrei arrivano a queste correnti culturali con un poco di ritardo, ma sostanzialmente con le stesse idee. L'illuminismo ebraico è il tentativo di superare la frattura tra mondo ebraico e mondo circostante. E due sono le direttrici. Una, come in tutti gli illuminismi, una è di tipo culturale, quindi dialogare con il mondo circostante, e il nome di riferimento dell'illuminismo ebraico della Scalà è Moses Mendelssohn, che vive nel XVIII secolo e che tradurrà la Bibbia ebraica in tedesco per offrire uno strumento, proprio anche un testo di, che possa costituire un ponte tra questi mondi. Ma l'altro aspetto fondamentale dell'illuminismo è quello di tipo politico-sociologico. Iniziano a venire aperti i ghetti. Agli ebrei si inizia a concedere la piena uguaglianza con gli altri cittadini. Questo accade a partire dalla Rivoluzione francese, quando l'idea di dare a tutti gli esseri umani gli stessi diritti, indipendentemente dalla loro condizione di nascita, è un'idea molto diffusa che non riguarda evidentemente solo il mondo ebraico. Siamo in un'epoca in cui viene compiuta la Rivoluzione americana, poi la Rivoluzione francese, i moti del 1848, quindi questa idea di emancipazione è molto diffusa e diventa fondamentale anche nel mondo ebraico. Come dicevo, l'ultimo ghetto che aprirà le sue porte sarà nel 1870 quello di Roma. Da un punto di vista religioso, nel XIX secolo nascono tutte le correnti ebraiche che noi oggi conosciamo. Nasce l'ebraismo riformato, nasce la neo-ortodossia grazie all'opera di Samson Raphael Hirsch, che risponde all'ebraismo riformato. Era già nato invece nel XVIII secolo in Europa orientale il Hassidismo,
ma di tutto questo ci occuperemo non oggi, ma quando appunto tratteremo delle principali correnti in cui ancora oggi è suddiviso l'ebraismo. Nel XIX secolo si afferma anche la Wissenschaft des Judentums, e cioè quella corrente che potremmo tradurre con scienza dell'ebraismo, ma in realtà la traduzione non rende esattamente l'idea, perché la Wissenschaft, più che essere una corrente, è un modo di rapportarsi all'ebraismo. Il tentativo di pensare l'ebraismo in termini scientifici, in termini moderni, quindi di studiare le questioni ebraiche non più soltanto nelle yeshivot, nelle scuole religiose, nelle scuole talmudiche, ma per esempio anche nelle università, di studiare la Bibbia ebraica come si studia qualunque altro testo, quindi da un punto di vista storico, filologico. Ovviamente il mondo ebraico si spacca su queste questioni, qualcuno le accoglie e qualcuno no. Ma questo ci proietta ormai verso la storia contemporanea. La storia contemporanea, e in particolare il XX secolo, vede il mondo ebraico intrecciato al mondo europeo, al mondo americano e anche al mondo degli altri continenti. Ma due eventi fondamentali caratterizzano la storia ebraica nel XX secolo, due eventi che non sono necessariamente legati tra di loro, e cioè la Shoah e la fondazione dello Stato di Israele, che sono le ultime due date simbolo che vi indico questo pomeriggio. Uso l'espressione Shoah anziché l'espressione Olocausto, che è ancora molto cara al mondo anglofono, perché l'espressione Olocausto originariamente indicava quei sacrifici che venivano consumati al Tempio di Gerusalemme, venivano interamente consumati nel fuoco. La parola olocausto viene dalla radice verbale ebraica alà, che vuol dire salire, e ciò che saliva erano le fiamme e il profumo del sacrificio. Caratteristico del sacrificio di olocausto era che la vittima fosse assolutamente priva di macchia, di difetto e dunque di peccato, che il sacrificio fosse consumato nel fuoco e che Dio accogliesse questo profumo del sacrificio come profumo gradito. Per un certo periodo si è parlato di olocausto per definire la tragedia che colpì gli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale, perché molti ebrei vennero distrutti nelle camere a gas e nei forni crematori e erano senza colpa. Quello che però è insostenibile è l'idea che Dio gradisse questo sacrificio. E per questa ragione ad un certo punto si è preferito utilizzare l'espressione ebraica Shoah, che significa catastrofe, perché l'espressione olocausto aveva un valore in qualche modo comunque positivo e religioso che nella Shoah non si può rinvenire. Conosciamo le date principali della storia della Shoah: il 1935 con la promulgazione delle leggi razziali di Norimberga, e poi il 1938, il 9 novembre, con la Notte dei Cristalli, la distruzione delle sinagoghe e dei negozi ebraici, e poi nel 1941 la Endlösung, cioè la decisione dello sterminio totale con tutti i mezzi tecnici della popolazione e della cultura ebraica. Questa è la caratteristica tipica della Shoah. Gli ebrei hanno conosciuto tantissimi stermini nel corso della loro storia, ma la caratteristica peculiare della Shoah è quella di voler distruggere tutti gli ebrei che vivevano nei territori che i nazifascisti riuscivano a conquistare, distruggerli in maniera sistematica con tutti i mezzi tecnici a disposizione, anche a costo, in alcuni momenti della guerra, di togliere risorse ad altri fronti bellici per portare avanti questa distruzione. La seconda data fondamentale della storia ebraica contemporanea è il 1948, la data della nascita dello Stato di Israele. Dicevo prima che non necessariamente la Shoah e la nascita dello Stato di Israele sono collegate, perché lo Stato di Israele nasce come epifenomeno, come manifestazione del sionismo,
e il sionismo ha radici molto più antiche. Il sionismo politico è quello di Theodor Herzl, naturalmente, che tra l'altro muore nel 1904 e quindi non conosce la tragedia della Shoah. Accanto al sionismo politico vi è un sionismo inteso come movimento messianico secolarizzato, cioè l'idea di dare una spinta alla storia tornando nella terra dei padri, nell'unica terra che gli ebrei riconoscano in qualche modo culturalmente, in alcuni casi anche religiosamente, come terra di riferimento, quindi non l'Uganda o altri territori che vennero proposti, ma in maniera laica. I primi sionisti sono assolutamente laici. E poi c'è un sionismo culturale, il poeta Ahadam che muore nel 1927, il linguista Eliezer Ben Yehuda che compie forse la rivoluzione linguistica più grande del XX secolo, cioè prende una lingua antica, l'ebraico biblico che veniva usato per la liturgia, e lo trasforma in una lingua viva con cui si può fare la spesa al mercato o scrivere i giornali. Ben Yehuda muore nel 22, mentre del 1925 è la fondazione dell'Università Ebraica di Gerusalemme, quando lo Stato ebraico ancora non esiste. Quindi in Palestina mandataria, prima nella Palestina dell'Impero Ottomano e poi in Palestina mandataria, si affermano delle istituzioni culturali e sociali e in parte politiche ebraiche prima della nascita dello Stato di Israele. Il sionismo in estrema sintesi è la versione ebraica della ricerca ottocentesca europea di indipendenza nazionale. In Europa nell'Ottocento nascono gli stati nazionali come la Germania o l'Italia. Lo Stato nazionale ebraico nasce grosso modo un secolo dopo per il normale ritardo storico degli ebrei. È un movimento laico, dicevo, disapprovato dai gruppi religiosi, fortemente disapprovato, e infatti Israele nasce come Stato laico degli ebrei. Nel 1917 la dichiarazione Balfour consente la creazione di un focolare nazionale ebraico in Palestina, ma le cose cambiano davvero solo nel 1947, quando la Gran Bretagna si ritira da queste terre e l'ONU promulga una risoluzione in cui chiede la formazione di due stati, uno Stato ebraico e uno Stato arabo. Lo Stato arabo non viene fondato perché la popolazione araba che vive in questi territori non ha ancora una consapevolezza sociopolitica sufficiente e non riceve adeguati aiuti dai paesi circostanti, mentre lo Stato ebraico viene fondato, viene proclamato il 14 maggio del 1948. Da questo momento la storia si fa cronaca, e si fa cronaca anche abbastanza sanguinosa, perché lo Stato di Israele conosce moltissime guerre. Alcune questioni restano aperte dal 48 in avanti e restano aperte in maniera anche difficile. La prima evidentemente è la sottovalutazione della questione araba, cioè il fatto che si potesse creare uno Stato di Israele quasi ignorando che non era stato invece creato uno Stato arabo parallelo e che questo a un certo punto avrebbe dato dei problemi. E poi la questione della laicità dello Stato. Se Israele è uno Stato laico, ma è uno Stato ebraico, qual è il ruolo dei non ebrei in questo Stato? Come si possono normare dei momenti della vita umana come il matrimonio, le cerimonie funebri, ma anche semplicemente quale carta costituzionale si può dare a uno Stato che deve avere una radice ebraica ma deve essere laico? E poi la questione non meno complessa della legge del ritorno, che viene promulgata nel 1950, secondo cui chiunque possa dimostrare di essere ebreo riceve immediatamente la cittadinanza israeliana appena arriva in terra di Israele. Ma è evidente che se tutti gli ebrei del mondo facessero questa operazione, lo Stato di Israele esploderebbe perché non ci starebbero tutti. E poi che cosa vuol dire essere ebreo? Chi può godere della legge del ritorno? Tutte queste sono questioni che lo Stato di Israele non ha ancora risolto.
ma ripeto, su questo abbandoniamo la storia per entrare nella cronaca. Quindi, giunti al termine di questa lunga per i millenni che la interessano, ma molto breve nel tempo che noi le abbiamo dedicato, carrellata storica, vi suggerisco, se volete approfondire e continuare a occuparvi di questi argomenti, alcuni libri che riguardano la storia ebraica. Il primo è un volume di Chaim Potok, Storia degli ebrei, edito da Garzanti. Potok è stato un rabbino ultraortodosso che poi si è spostato verso correnti più vicine alla Riforma. È noto soprattutto come romanziere, anche se è stato anche un valido pittore, e ha scritto un libro di storia ebraica con la penna del romanziere, con la leggerezza, con la levità del romanziere, ma non per questo un testo che non sia utilissimo a imparare. Un altro volume è il volume di Pierre Savy, Storia mondiale degli ebrei. L'edizione italiana sta per uscire a cura di Anna Foa per la terza, ed è un volume che fa in maniera molto più ampia e più distesa un percorso simile a quello che abbiamo fatto noi. In questo testo vengono individuate 80 date della storia ebraica e si percorre la storia ebraica attraverso queste 80 date. Vi suggerisco poi il volume di Germano Maifreda, Italia, Storia di ebrei, storia italiana, edito dalla Terza. Il titolo è un titolo buffo perché il nome della nostra penisola è scritto con una strana Y, che è in realtà una traslitterazione della grafia ebraica. Italia in ebraico significa isola della rugiada divina, ma naturalmente è anche il nome dell'Italia. Gli ebrei hanno avuto un ruolo centrale nella storia italiana e l'ebraismo italiano ha avuto un ruolo centrale nell'ebraismo mondiale, ma troppo spesso tendiamo a dimenticarcelo e a pensare agli ebrei come stranieri. Maifreda, attraverso la presentazione di varie comunità ebraiche, quella di Venezia, quella di Mantova, quella di Roma, quella recentissima di Milano, ci presenta una storia un po' più onesta. E l'ultimo volume è quello di Gianmario Cazzaniga, Diaspore, storia degli ebrei nel mondo attraverso una collezione di cartoline, edito da ITS, che è interessante soprattutto perché è un volume anche per immagini, cioè è un volume che attraverso delle cartoline ci mostra volti, luoghi, momenti di culto, di festa, di incontro del variegatissimo mondo ebraico attraverso 5 continenti. Buona lettura con questi testi e quindi arrivederci alla prossima settimana. אני הולכתי בים